Il cittadino arriva da quella parte, passa il varco della temperatura e poi, essendosi già prenotato, si dirige in uno di questi 4 totem. Come è illustrato, inserisce la sua tessera sanitaria o con la carta d'identità e codice fiscale la avvicina al dispositivo. Se è in anticipo rispetto, al suo orario, gli viene segnalato. Questa è una misura, per evitare, gli assembramenti. Mi dà il numero con cui posso accedere di fatto all'accettazione e poi l'anamnesi. Quando uno arriva, alla sede dell'accettazione, ok, presenta il suo numero progressivo e gli viene stampata la scheda anamnestica. Quindi si siede, consegna il foglio, al medico, si siede e qui avverrà l'anamnesi. Quindi il medico chiederà problematiche. Finito e avuto il benestare, la persona si siede, di solito si scopre il braccio e si posiziona in questa. Finita l'inoculazione servono quei 10-15 minuti di osservazione. Nel caso capitasse qualcosa, qua ci sono due di fatto ambulatori attrezzati. Se tutto va bene, dopo 15 minuti. Va verso l'uscita e lì può stamparsi il nostro certificato vaccinale. Tempo previsto per tutto il giro? 20-25 minuti alla fine, perché compreso il quarto d'ora di osservazione.